E la pasta ce l'ho già e non la devo comprare. Quel formaggio francese mi sconquassa le spese, ci dovrò rinunciare. C'è la fila alla cassa e la voglia mi passa. Non ho voglia di aspettare qui. Il carrello è pesante, troppo. E mi sono anche rotta. Ma chi è quello lì? Con le cosce come copertoni. Quello lì! Vicino al banco dei peperoni. Io lo devo conoscere assolutamente o mi scoppia la mente, poi non vivo più. Se mi invento qualcosa, un'idea brillante, ce n'ho sempre tante che mi tirano su. Quello lì è una roba pesante, lo sento. Vero talento. Andrò all'attacco al banco del tè. Scusi, lei, sì, lei mi consiglia i pomodori migliori? Sono stanco ad andare in giro. Quelli lì con l'etichetta fiori. È un consiglio prezioso, sa, vivo da sola e sono molto golosa. Intanto lui se ne va. No, io continuo a parlare, non mi ascolta più. E intanto lui se ne va. E intanto lui se ne va. E intanto lui se ne va. No, e intanto lui se ne va. No, ma chi è quello lì? Con le cosce come due tinozze. Quello lì, che sta passando vicino alle cozze. Io lo devo conoscere assolutamente. Vado lì, glielo dico e non ci penso più. E non sarà elegante, anche se s'offende non mi porta niente. Non esisto più, quello lì. È una roba pesante, lo sento. Un vero portento. Ora vado all'attacco e lui sarà per me. Senti,